piccolo paese di meno di 5.000 abitanti, ha un premio nazionale che si pregia della medaglia d'argento del Presidente della Repubblica, è in itinere la richiesta per la medaglia d'oro, centinaia di partecipanti di questi racconti che arrivano da tutta Italia, si alterna un anno i ragazzi delle scuole e un anno invece aperto anche agli adulti. È nato da un'idea nata quasi 40 anni fa dei compianti fratelli Cortina, Renzo e Aldo Cortina, che sono nati a Trichiana, poi sono andati a Milano e hanno fondato tutta la serie di catene delle librerie Cortina. Ce n'è ancora a Padova, sono librerie anche universitarie, erano il punto di riferimento degli artisti di Milano in via Fate Bene Fratelli, quindi un ruolo importantissimo. Loro non si sono dimenticati dei loro paesi, come spesso accade a tanti emigranti, e hanno donato 10.000 libri. Da qui è nato nel 74, con la presenza allora del Presidente della Camera Pertini, questa libreria, e dalla libreria è nato si è fregiato il Comune del Paese del Libro, e poi è nato il premio proprio per dare continuità a tutte queste iniziative che riguardavano la cultura e il libro in particolare.